Benvenuti, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, purtroppo abbiamo perso l'ennesima partita. Siamo esattamente a 11 vittorie, 11 sconfitte con 4 pareggi. Male così, bisogna cercare di cambiare marcia il prima possibile. Vediamo subito il prossimo avversario chi sarà. Vediamo chi sarà, chi dovremo affrontare in questa puntata. E come sempre, se vi fa piacere, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e magari commentate e fammi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. Vediamo chi ci capita. È vero. Napoli contro Napoli, sempre interessante queste situazioni, sempre interessanti. Sempre interessanti. Vediamo come stanno i nostri ragazzi. Vediamo. Tutti bene, Osimhen on fire, va bene così. Formazione avversario. 4-3-3, molto offensivo. Va bene. Andiamo al match. La metto dopo, Aldo, dai. La metto dopo. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Si parte. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza. Osimhen, palla per Lobotka, va da Mario Rui, solito inizio partita con Kvaratskhelia che cerca Zielinski, si ferma Zielo, appoggia a Mario Rui che può arrivare a tirare, prova a metterla dietro Mario Rui, troppo debole il passaggio, provano a ripartire loro con Doku, Lobotka, recupera un bel pallone Lobo, prova a scendere Lobotka dentro, va verso Politano che prova a tirare, Camavinga dice di no. Digno proverà ad andarsene, chiuso da Di Lorenzo e Anghissà con Zielinski che sbaglia la palla. Qui Doku prova ad andarsene, Doku dentro per Pempe, torna Mario Rui insieme a Nathan, se ne va Pempe, Camavinga e poi Mario Rui spazza verso Victor Osimhen che allarga per Kvaratskhelia che prova a far correre dentro Politano, palla troppo pretenziosa probabilmente. Attenzione Kvaratskhelia, Osimhen, Kvaratskhelia in recupero, Mario Rui dentro, recupera Zielinski, Nathan, Rui ha fermato Mario Rui da Doku, attenzione ancora dentro Nathan, Lobotka, se capite qua tutti allergia alla palla, vabbè, Lobotka recupera adesso palla verso Politano, scende Matteo Politano, si ferma Politano, prova a cambiare verso Kvaratskhelia, anticipato Quiscia, Camavinga prova a chiudere Lobotka, non ci riesce, Di Lorenzo bruciato da Digno, Pempe, mamma mia Mario Rui, miracolo di Rui, e poi Anghissà che scende e allarga per Politano, anticipato da Nuno Mendes, attenzione Anghissà non riesce a chiudere, Camavinga e poi Di Lorenzo, palla per Politano, mamma mia, bruciato da Costa Curta là, Di Lorenzo ancora, Politano appoggia subito per Anghissà che va da Lobotka, Mario Rui, palla dentro per Kvaratskhelia che prova a girarsi, Kvara prova a metterla dentro da Zielinski, palla difficile e quasi impossibile direi, prova a ripartire il Napoli, chiusura di Nathan, palla per Meret, rilancio lungo di Meret, attenzione, grande anticipo, ma che cazzo c'ha questi stop con la scheda stasera, ma che è? Prova ad andarsene Trippier, recupero di Zielinski che poi prova a dare a Kvara, niente da fare, Aldo se Fabio Carissa non sa c'è il problema di Camavinga, però dice Camavinga, attenzione, grande recupero palla di Lobotka, Anghissà, Mario Rui, Kvaratskhelia prova a dribblare, se ne va con un po' di fortuna Kvaratskhelia, la riperde però su Thiago Silva, peccato, partita bloccatissima fino ad ora. Anghissà, attenzione Mario Rui, Doku, palla dentro per Pempe, chiude Nathan che recupera questa palla e prova ad allargare male Nathan lì, palla dentro Meret, rilancio lungo, Osimhen non riesce a spizzare, Lobotka appoggia per Anghissà, Zielinski allarga per Kvaratskhelia che si gira, la grande Kvaratskhelia fa correre Mario Rui che ha un po' di campo, Mario Rui può crossare in mezzo per Osimhen, niente da fare, abbiamo provato a costruire qualcosa, Camavinga, Di Lorenzo per Digno, Rachmani prova ad alzare verso Osimhen,
che prova ad appoggiare, non ci riesce, riparte il Napoli, ripartiamo noi, Mario Rui, Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, se ne va Kvara dentro per Zielinski, Zielinski dribbling, fermato da un monumentale Thiago Silva fino ad ora. Attenzione, Anghissà, Zielinski riesce ad allargare male per Kvara, infatti la palla non arriva a Kvaratskhelia, provano a ripartire loro, niente da fare. Bellingham chiude Zielinski, niente da fare, Zielu dai, attenzione dopo, palla dentro, Pepe, Meret. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Tiro di Pepe. Kvaratskhelia. Attenzione, cross dentro, Kvara prova a metterla fuori e poi Politano prova a spazzare. Non definitivamente Tonali dentro, fuori gioco di Pepe. Fuori gioco di Alejandro Pepe. Meret prova a rilanciare lungo Alex Meret verso ancora Victor Osimhen che prova ad allargare per Kvaratskhelia che appoggia Mario Rui che scende, Rui cross in mezzo deviato e Alisson Becker, facile, però resta ad andare verso Digno, ma grande Di Lorenzo solo per un attimo purtroppo. Pepe, Di Lorenzo, Anghissà prova a recuperare su Nuno Mendes, grande recupero di Anghissà che poi da Politano, si gira Politano, fa correre Victor Osimhen, si ferma Victor, vede dentro Zielinski, palla per Zielu che prova ad andarsene, fermato da due di loro, attenzione Politano, mamma mia. Partita bloccatissima, troppo caotica, sono d'accordo, altro 0 tiri da parte mia, quindi devo provare a rallentare. Si riparte, attenzione. Recuperiamo palla con Rachmani che va da Politano, si gira Matteo Politano, bella giocata, scende Politano cerca Anghissà, palla sporcata dal difensore. Attenzione, Zielinski provano a ripartire loro, Rachmani in chiusura, niente, provano a ripartire, Di Lorenzo appoggia per Zielinski che scende e va da Osimhen, si gira Osimhen, dribbling di Osi, cerca Politano dentro, ma manca sempre l'assoluto train da sta partita. Attenzione, Di Lorenzo, provano a ripartire loro, Rachmani, palla per Zielinski, appoggia Lobotka, scende Anghissà, larga per Mario Rui che prova a girare subito per Kvaratskhelia, prova a dribblare ma Trippier lo aspettava lì. Prova a ripartire il nostro avversario con Doku, attenzione, Rachmani non riesce a chiudere, Pepe, palla dentro, Di Lorenzo, la palla arriva a Bellingham, ma là perché Anghissà non ha chiuso ragazzi, ecco qua, Anghissà appoggia per Zielinski, prova a scendere Zielu, la dà Mario Rui la ridà, no, non sto facendo le cose per bene, Nathan. Va a scendere Nathan, la dà, sono andato leggero, vabbè, Lobotka, palla per Zielinski, proviamo a scendere con Zielinski fermato da Bellingham ancora, Digno, attenzione, Camavinga, palla dentro, Lobo chiude e la spazza per evitare problemi, Osimhen, la tiene lì Osimhen, palla per Kvaratskhelia, Kvara sbaglia lo stop, ci mette una vita, palla dentro per Pepe, mamma mia, Mario Rui, spazza Rui verso Victor Osimhen, errore ancora di Victor qui, Bellingham, palla dentro, c'è Pepe, Meret qua e poi mamma mia Rui, Lobotka, Politano scende, Politano, attenzione, Politano va dentro da Zielinski che cerca Victor Osimhen, Victor Osimhen, prima ripartenza fulminante, prima azione giocata decentemente e arriviamo al gol, lo puniamo subito, a Zabidel, Aldo, attenzione che li abbiamo puniti al primo tiro in porta.
Allora, dentro un po' Olivera, dentro un po' Ngong al posto di Politano. Ok, fuori Zielinski. Fuori Zielinski io andrei con Cagiuste. Vi dico la verità, con Cagiuste. Spostando Lobotka, tolgo anche Kvaratskhelia, dentro Raspadori subito. No, fra Traoré no, Traoré no. In questa partita no, ok. No, no, non cambio modulo, resto così. Ho cambiato solo, ho messo un po' di forze fresche e un po' di centrocampo un po' più tosto con Cagiuste. Resto così. Sostituzione per il Napoli. Numero 6. Attenzione. Adesso proveranno ad attaccare, mettono palla dentro Di Lorenzo, Rachmani e palla per Meret che rilancia lungo verso Victor, anticipato Victor, prova a ripartire lì il Napoli, ripartire lui, attenzione, Di Lorenzo deve andare a chiudere su Digno, attenzione Digno, Di Lorenzo si mette tra lui e la palla, mamma mia Ngonghe, la dà poi a Lobotka, palla un po' corta purtroppo, attenzione Messi, Olivera in chiusura, non riesce a chiudere, Lobotka sì, e poi va largo da Raspadori, la palla non arriva a Giacomino, grandissimo, Cagiuste qua, poi palla per Raspadori, cerca Anghissà dentro per Osimhen, niente da fare, prova a ripartire il nostro avversario, attenzione Rachmani, lo aspetta lì, cross in mezzo, Meret, bravo, quel zappadore è chiù, Meret rilancia lungo verso Victor Osimhen che appoggia dietro, arriva Olivera, Anghissà, Lobotka, Cagiuste prova ad allargare per Ngong, la palla non arriva a Ngong che prova adesso ad andare a dare una mano in difesa, abbatte un avversario, attenzione a Bellingham, fallo di Rachmani, carta 9 per ottenere speciale Rit. Azzeri Donker per Lobo, Nero Sanduto. Non sono in molti a vantare nel proprio repertorio precisione e potenza. Dei Donker per Lobo. Ah, è sta giù, no? Sta giù. Dai, no. Sta giù. Quindi no. Attenzione qui, Attenzione Messi. Prova a mettere Rachmani. Che palle. Maradona tira subito sulla barriera e Olivera prova a metterla fuori subito. Attenzione, Cagiuste in chiusura. Lobotka, Maronna. Rilancio lungo di Meret che cerca Vittorio Osimhen, non lo trova, trova Lobotka, Raspadori si gira alla grande, Giacomino Raspadori prova ad andare dentro, non trova né Osimhen né Ngong, la palla era per Osi che però si era difilato, attenzione Cagiuste, Di Lorenzo prova a chiudere, non ci riesce, se ne va Son, Anghissà, Di Lorenzo, palla per Ngong che non riesce a tenerla lì, prova a recuperarla, niente da fare, Anghissà recupera una gran palla, Anghissà dentro per Cagiuste che prova ad allargare, niente da fare, prova a tornare Giacomino Raspadori su Messi, lo chiude, attenzione palla dentro, Cagiuste in chiusura alla grande, Lobotka, Anghissà, Ngong allarga per Raspadori, si ferma Raspadori, dribbling e se ne va Giacomino Raspadori, va da Victor Osimhen direttamente fuori gioco, ma perché non è andato da Anghissà? Buonanotte Aldo, grazie per avermi fatto compagnia. Buonanotte. Attenzione, Rachmani, Anghissà, appoggia a Cagiuste che allarga per Raspadori. Che non riesce a tenerla lì, Giacomino Raspadori, Tonali. Dribbling, se ne va, attenzione. Mamma mia, palla dietro, Meret si lancia lungo male, ma recupera palla Cagiuste, cerca subito Osimhen che va da Ngong, brutta palla, perché non la alzo? Perché Cagiuste, bravissimo Cagiuste, bravissimo cazzo, Cassord Caciù, attenzione Rachmani, butta fuori, finisce qua, ragazzi, 1-0, 1-0, ce la portiamo a casa di Ortomuso con un solo tiro in porta che ci vale la vittoria. Io, mamma mia quanto mi sento di aver rubato questa partita, 1-0 ragazzi, mamma mia, partita rubatissima, ma ci serviva come il pane
per cercare di raddrizzare questa divisione 2, divisione 3.